Rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì del gruppo TV7. Come già avete visto, questa sera non abbiamo rappresentanti politici o istituzionali, ma abbiamo degli imprenditori, un imprenditore particolare, perché è un imprenditore che ha dato una svolta 19 anni fa alla città di Padova e al Veneto per quanto riguarda la musica. Abbiamo già parlato di più o meno come nascono questi concerti, quanto costano, quanto non costano, quello che costa, quello che poi ci sono che dei concerti dove l'organizzazione ci rimette anche. Certamente è un'impresa a tutti gli effetti, e cioè alla fine si fanno i conti tra tutti i costi di produzione, i costi di prestazione artistica e i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti dei titoli di accesso. Purtroppo, delle volte succede purtroppo questo. No, questo è il principale punto critico del nostro lavoro. È un lavoro performante ma anche estremamente rischioso, e quindi ogni anno, non occasionalmente, ci troviamo di fronte anche a dei concerti che rappresentano una perdita. Naturalmente lei e chiunque si chiederà: ma com'è possibile fare delle attività che sono in perdita? Intanto evidentemente noi non lo possiamo sapere. Questo è un lavoro che non ha l'appalto precostituito, e cioè noi prima di aprire lo spettacolo siamo certi di vendere quel numero di biglietti, quindi c'è un'area di imprevedibilità che può succedere a livello imprenditorio. E in più, concludo, naturalmente per tenere e valorizzare una posizione di rilievo nel mercato dobbiamo fare anche spettacoli di artisti in crescita e quindi in promozione, che voi, non sempre rappresentano dal punto di vista del botteghino un risultato. Nel venire parecchie volte a vedere i vari concerti che la Z organizza, devo riconoscere che in tutti questi anni, questi 19 anni, ogni anno, per non dire ogni mese che voi organizzate un concerto, migliorate i servizi esterni, interni, e date davvero delle ciliegine, uso questo termine, ai vostri clienti che intervengono all'interno del teatro Geox, del Gran Teatro Geox, anche delle varie... Ecco, qui per esempio, direttore, siamo a Montichiari, questo è il Pala George, quindi noi gestiamo anche degli spazi non in Veneto. Qui siamo a Montichiari, a pochi chilometri da Brescia, con questa struttura che sta avendo grande successo, dove organizziamo quasi tutti gli artisti che ospitiamo anche a Padova, al Chione Arena, li facciamo a Montichiari, che ci ha permesso come dire, di avvicinarci a Milano, ma soprattutto a tutto il pubblico del Garda, tutto il pubblico bresciano, di Mantova, eccetera, finalmente ha uno spazio dove ci sono grandi non è eventi. dato a rompere scatole la concorrenza, perché di solito in questo lavoro anche avete concorrenza. Certamente abbiamo in ogni caso, ogni volta, anche quando siamo andati verso Conegliano, che è ai confini con il Friuli, naturalmente abbiamo toccato degli equilibri, ma questo è un libero mercato, fa parte del gioco. Esatto, andiamo a vedere Marco, iniziamo a vedere qualche spezzettino o spezzatone di concerto, come volete meglio definirlo. Andiamo a vedere Renato Zero, che è stato un artista che da Z è stato ospite diverse volte a Verona, a Padova. Io lo ricordo, immagino che la Z dove ancora nasce, credo 30 anni fa, quando col carrozzone mise quel carrozzone vicino alla stazione di Padova. Sono bei ricordi 40 anni fa, credo. Che io non ho vissuto. No, ma era un artista che in quel periodo era sconosciuto, e nel vederlo uno non poteva altro che dire: questo diventerà un grande artista, e poi lo è diventato, e da Z è stato ospite diverse volte. Andiamo a vedere questo pezzo di servizio riguardante Renato Zero. Uscivo e non sapevo se sarei tornato mai. T'affacciavi alla finestra, mi dicevi non c'è posta, ed intanto soffrivi insieme a me. Mentre andavo alla guerra a combattere quei no. Angelina, il tuo saluto più di una volta
Ecco, rientriamo pure, le faccio vedere questi pezzi che sicuramente sono non pezzi recenti ma pezzi da tempo, credo che questo sia l'Arena di Verona. Per fare una domanda, gli artisti quando vengono a Padova alla ZED per fare un concerto hanno delle esigenze, cioè semplifico, le dicono voglio che la gente sia in piedi, lo voglio fare al palazzetto con la gente in piedi, lo voglio fare con determinate situazioni, cioè hanno delle esigenze personali, Sì, sì. Ecco, di tutte queste esigenze, qual è quello che le ha chiesto più degli altri in maniera esasperata quasi? Ecco, queste sono le domande che ci vengono poste soprattutto quando affrontiamo interviste anche sui social, sul web, perché è il gossip del nostro lavoro. Devo dirle che non esiste una classifica. Certamente ricordo artisti internazionali, lei vuole il nome? Sì, il nome sarebbe carino, insomma, il nome. In questo caso bisognerebbe coinvolgere soprattutto Daniele, che si occupa della gestione tecnica e quindi di realizzare tutte le pretese. Ma gli avrà detto mamma mia che rompiscatole quell'artista, gliel'avrà detto, insomma, ecco, diciamolo scherzosamente, tra virgolette, rompiscatole, cioè nel senso che aveva esigenze dell'acqua, del caffè, che ne so io, di esigenze anche particolari. Però, dire che è l'artista effettivamente non è corretto, perché come vi dicevo prima gli artisti sono rappresentati da una produzione e le richieste vengono espletate, vengono formalizzate dalla produzione, in questo caso talvolta rappresentata anche dai procuratori, dai manager. Però ecco, mi viene da sorridere perché la domanda mi mette un po' in imbarazzo, perché poi è chiaro che non vorrei divulgare informazioni che possono offendere o in qualche modo... non è offendere, quello più esigente di... innanzitutto le band internazionali, gli artisti internazionali, perché hanno anche proprio dei costumi, dei tempi, delle modalità diverse. La cosa più particolare che un artista le ha chiesto? Beh, se per lei può essere particolare, ci viene richiesto per esempio la presenza di massaggiatori particolari oppure persone che hanno dei problemi muscolari, dobbiamo fare degli interventi all'ultimo momento, o piuttosto il servizio in elicottero o l'aereo privato, che sono alcuni vezzi. Ecco, queste sono... è una bella cosa da sapere. Senta, però una cosa mi viene da chiederle. Allora, ZED in questo caso organizza l'evento. Sì. ZED è quello che paga l'artista e paga tutto il carrozzone. Che assume il rischio di impresa. Che assume il rischio di impresa. Quindi, che paga l'artista. Che mette in gioco il rischio. Esatto, che assume il rischio. Che paga l'artista, perché l'artista vorrà delle garanzie. L'artista è coperto da un garantito. E quindi allora, termino la domanda. Allora, riepilogo. ZED organizza, dà le garanzie, dà i soldi all'artista e apre la biglietteria, apre tutto. Aspetti, e l'artista è esigente, cioè lei non può parlare con l'artista che organizza, ma deve parlare con la gente dell'artista. Ma lei che organizza e va là e dice io voglio parlare, faccio un esempio, con Bob Dylan, mi viene un nome a caso. No, questo non è possibile. Perché? Ma è lei che lo paga. Bob Dylan l'abbiamo visto recentemente. No, ho detto Bob Dylan, cerchi di capire. Personaggio inarrivabile. Era un modo di dire. Se lei organizza, è una domanda, è una curiosità la mia, organizza questo concerto, vanno 40.000 persone, dà all'artista tanti soldi, è lei che lo organizza? Più che all'artista, al produttore, perché in questo caso chi rappresenta, cioè il contratto viene formalizzato tra noi e la società di produzione nazionale, europea o internazionale. Nella sua organizzazione la ZED fa... guadagnare tutti, perché alla fine poi è questo, e la ZED non può permettersi il lusso di parlare direttamente con l'artista. No, assolutamente no. Noi abbiamo rapporti personali con tutti gli artisti italiani, incontriamo e conosciamo anche molti degli artisti internazionali, però si tratta di un rapporto
amicale, un rapporto professionale, di conoscenza. Nel caso specifico tutta la parte contrattuale, cioè la parte relativa all'impresa, viene gestita da figure diverse. Lo so perché l'ho fatto anche questa domanda, perché delle volte nel vedere diciamo, quando al termine dei vari concerti lei va nel backstage dove Sì, ci sono gli artisti, sì. lei proprio non è che abbia una grande confidenza con gli artisti Ma stessi. allora, Sembra un po' quasi staccato. allora sì, È sbagliata come no, impressione? è un'interpretazione corretta, però in realtà è una scelta, cioè una scelta, nel senso che è evidente che molto spesso ci troviamo di fronte anche a delle richieste formali di artisti che magari produciamo, rappresentiamo per la prima volta, ma la mia è una scelta, cioè quella di lasciare, di scindere quella che è la mia figura di promoter rispetto al rapporto con l'artista. È una scelta personale, certo. non una conseguenza Ho capito. di una decisione È o stato di un chiarissimo. atteggiamento Diego, è stato chiarissimo. determinato Andiamo dall'artista. a vedere Marco Bob Dylan, un pochettino Bob Dylan, visto che è un artista. Bob Dylan è stata una grande soddisfazione perché l'abbiamo ospitato al Palazzo dello Sport San Lazzaro, siamo riusciti a portarlo al Geox. Ecco, io vorrei ringraziare il direttore, vorrei ringraziare le persone che ci seguono da casa, soprattutto le persone che vengono agli spettacoli, che fruiscono dei nostri spettacoli. Ringraziare perché è anche grazie a loro, grazie al pubblico, che noi possiamo assumere rischi, come dicevo prima, tali da poter ospitare artisti di fama internazionale. Bob Dylan è unico, un artista unico, ha scritto una delle più belle pagine del rock, oggi è un'icona, al di là dal punto di vista proprio della biglietteria, un best seller, però Bob Dylan io l'ho visto scendere dallo sleeping bus, mi ricordo questa scena di Villa Pisani con il suo cappello, con un suo portamento, un artista che parla pochissimo, che ha, da quello che ho percepito e che ho sentito, pochissime relazioni sociali, ma limitate ma con una energia, con una luce, ecco, questo posso dirlo, che io non sono riuscito a vedere in altre situazioni. Io ricordo quella scena, quell'incrocio di sguardi, pioveva peraltro, lui è sceso dall'autobus qualche minuto prima dell'inizio dello spettacolo, e ricordo questa empatia comunicativa che mi ha fatto sentire proprio una grande luce per una personalità straordinaria, nonostante non ci siamo parlati. Andiamo a vedere Bob Dylan un attimino, vediamo un attimino uno spezzone del concerto di Bob Dylan. They may be good by now. I lost track of them. Everything off their back. Take it a baby, Christmas job. You know what it's all about. What you do down here in the sun anyway? Don't you know the sun will earn you rain? Come vede, l'ha guardato con un'empatia, anche qui sembra davvero... questa è la dimostrazione evidente che non sempre le strutture, in questo caso le americane, le luci, la sontuosità, tutti questi elementi non sempre sono fondamentali per la buona riuscita di un set live. Certo, assolutamente. Nell'organizzare, Zed, io la interrompo bruscamente così, anche perché ho tante cose da farle vedere. Certo. Nell'organizzare questi concerti la Zed non guarda solo al determinato tipo di musica, ma fa concerti di tutta la musica, e proprio le ho fatto questa anticipazione perché lei e voi avete organizzato anche un concerto con Albano e Romina Power. Andiamo a vedere. Questa è stata un'altra grandissima andiamo a vedere soddisfazione, anche un obiettivo raggiunto. Ecco, andiamo a vedere anche loro due quando erano assieme, per me delle volte lo sono ancora, però va bene, sono affari loro, e voi avete organizzato, quindi andate e spaziate da artisti mondiali a artisti... In questo caso con la produzione della società di Albano questo spettacolo è stata anche una diretta televisiva su Rai 1,
con grandi ascolti che oggi ancora nel mese di maggio è un primato, è il dato più significativo degli ultimi anni, sia per lo share che per il numero di ascolti raggiunti, ed è stata la nostra prima produzione televisiva. Vediamo un pezzettino allora di Romina e Albano. What you say when you touch my hand? E due, 100 anni son pochi se vivessi di nuovo. Se vivessi di nuovo. Che succederebbe? Che succederebbe? Ma chi me l'ha fatto fare? Non ho capito. Avete immagini di repertorio? Insomma, qualcosina abbiamo trovato. Zed, è una domanda che volevo farle alla fine di questa trasmissione. Pensava mai un giorno di arrivare a essere dove è arrivato e visto che è nato con le suore, come diceva prima, nell'organizzare all'interno delle suore certi spettacoli, di essere uno dei più grandi organizzatori italiani della musica e di altri eventi? Oggi così a mente fredda. Allora, direttore, qui affrontiamo una tematica che riguarda l'interiorità, il sentimento che ogni uomo ha, la proiezione che ogni uomo ha di se stesso verso l'esterno. Allora, se devo dirle, la determinazione, la voglia di realizzare i miei sogni è sempre stata molto, molto alta. Se sto cercando di esprimere attraverso il cuore, se lei mi chiede se 30 anni fa fossi riuscito a interpretare, a capire dove sarei arrivato, no. Ma attenzione, perché questa è una risposta che può creare una causa-effetto. È una bella risposta. Beh, ma mi sono emozionato, quindi questa pausa è una pausa di emozione, di però cuore. È una bella risposta. Cioè, è evidente che, come le dicevo, avevo tanta voglia di realizzare, ma gli obiettivi raggiunti oggi sono maggiori rispetto a quello che avrei creduto di... Questo le fa onore, vuol dire che avete lavorato bene. E poi ha anticipato prima la nostra regia, sono arrivati anche Negro Amaro. Allora andiamo a vedere un pezzettino anche di Negro Amaro, perché da Romina e Albano passiamo a Negro Amaro. Al computer i problemi tecnici succedono dappertutto, succedono dappertutto, poi lo rivedremo. Ecco, dicevamo. Se vuole, mi è venuto in mente, mi scusi se la interrompo. Intanto la ringrazio perché lei mi sta facendo sentire a mio agio, nonostante sia una trasmissione che ho affrontato con una parlavo prima di ansia, più che ansia, con una partecipazione notevole, perché io da alcuni anni preferisco che siano i fatti, cioè la concretezza, la sostanza, a parlare di quello che faccio, di quello che fa l'azienda che ho fondato. In questo caso è del pubblico che per fortuna segue. Fermo, si ricorda dov'è che andiamo in Negro Amaro? Perché in questo momento poi funziona tutto che non vorrei mai che si bloccasse di nuovo. Si blocca. Vede che si è bloccato in Negro Amaro. No, eccoli qua, è per far vedere perché c'è siamo molta al gente. Chioene Arena e al palazzetto di Padova, dopo la ristrutturazione che l'avete riempito tantissime volte, non riempirete ancora. Diciamo che è la location dove noi facciamo tutti gli spettacoli indoor con una capienza fino a 5.000 persone. Ascoltiamo il Negro Amaro un attimino. Bene,
Li facciamo delle spie, perché facciamo vedere tutte le location dove organizzate, Certo. dallo stadio al Gran Teatro, dovremmo avere anche qualcosa della fiera, perché avete organizzato, io ricordo uno spettacolo tantissimi anni fa che mi divertì moltissimo, e lo ricordo, lo sa perché era Fiorello, era una delle prime volte che un artista disse: hanno spento tutte le luci, accendete i telefonini e inquadratemi, e Fiorello. con le telecamere vennero fuori di quelle luci e una scenografia incredibile. E quindi stiamo facendo vedere le location dove soprattutto le stavo hanno lavorato, dicendo, sì. visto che c'è stato un problema tecnico, ecco un'altra delle esperienze emotivamente forti che questo lavoro ti fa vivere è proprio il problema dell'imprevedibilità degli incidenti tecnici. Ne ricordo uno in particolare rispetto a un artista che a me piace molto, perché anche i promoter hanno i loro gusti musicali e io sono appassionato di musica jazz, di fusion, mi piace tutta la musica è parte della mia vita, è il traino, cioè il motore, è la forza della mia vita, ed eravamo a Villa Pisani con lo spettacolo di Pat Metini e abbiamo fatto un errore, io lo dico apertamente, abbiamo applicato i generatori. Erano due generatori però con l'uscita d'aria anziché alle parti opposte vicine, e naturalmente uno dei generatori è scoppiato e quindi ci siamo trovati completamente senza luci, soltanto con una quarzina bianca e il suono. Non siamo riusciti a far ripartire Adrenalina a 1000 e Pat Metini ha fatto tutto il concerto, o buona parte del concerto, soltanto con una luce bianca. Poi mi è costato un sacco di parole, non le dico dal punto di vista del rapporto con chi rappresentava lo spettacolo, ma queste sono cose che succedono che possono live, accadere, poi ne sono accadute delle altre, però ecco, oggi una caratteristica fondamentale è che nell'azienda che ho fondato io chiedo una verifica delle verifiche, il controllo, cioè ho alzato il livello di controllo tecnico al limite umano. Al limite umano, perché però, evidentemente la tecnica, non è possibile sbagliare. Con la tecnologia può succedere che certo. Si inceppi sempre immagini qualcosa. che ci sono tantissimi impianti allacciati, quindi chilometri di però cavi, certo. Posso dire che veramente il margine in questo caso dell'incidente è diminuito. Sicuramente una grande organizzazione quella dell'azienda. Noi ne parleremo subito dopo la pubblicità, voi dovete assolutamente rimanere con noi, a tra poco.